Buonasera a tutti, benvenuti allo stadio Luigi Failla. Oggi giornata speciale perché si inaugura il campo del Luigi Failla, nonostante essere già diciamo a buon punto il fatto che il campo sia stato inaugurato il 20 dicembre contro il Massara Calcio. Regala un'opportunità qui a Giovagnoli, poi si va a recuperare il pallone, Belecco vince qui il rimpallo, manda in profondità Diallo, posizione regolare di Diallo, la parata da parte di Barbagallo. Belecco la lascia passare, Grandis che potrebbe calciare, contrastato da Lovito, tacco per Torres potrebbe andare alla conclusione, poi scarica Belecco, traversa piena di Belecco verso Albanese, 1-2 con Giovagnoli, scivola Arenoso, Giovagnoli effettua il cross man mano con un intervento da supereroe, soffre passa la loro diciamo la loro salute. Prova qui a giocarla De Morra che inventa, man mano esce su questa opportunità per Guadagnoli verso Torres che non riesce qui a sganciare, quindi c'è Belecco che prepara la conclusione, meglio poi serve Torres calcia in bocca a Barbagallo, Jantus, il pallone tagliato, Russo prova a papporsi, il pallone in mezzo, Garofa, il pallone per Belecco, il lancio lungo di Belecco a cercare proprio di Torres, deve uscire Barbagallo, Torres prova il pallonetto a battere attenzione perché c'è di partenza da parte del Geraci, conclusione Jantus, corridoio a cercare Franchelli che non riesce ad agganciare, c'è poi Torres che prova a girarsi, finisce qui, finisce il tanto atteso derby delle Madonie, finisce con un pareggio tra Supergiovane, Castelbuono e Geraci.